contagio in Veneto, tra i più alti d'Italia, sta crescendo, avverte Zaia, rischiamo di cambiare fascia, stop assembramenti, appello al governo con troppe ordinanze e DPCM, rischiamo la ribellione. Aprire gli impianti di sci per ospiti di alberghi e chi ha seconde case, l'ipotesi degli assessori al turismo delle regioni dell'arco alpino, Veneto compreso. Approvato il decreto ristori quater che allarga la platea dei beneficiari e cambia il calendario delle scadenze fiscali. Il ministro D'Incà, aiutiamo il turismo stagionale. Dopo essere tornato a casa ai nostri microfoni, il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto racconta la terribile esperienza del contagio e giorni in terapia intensiva. La morte di Remo Sernagiotto, continuano i messaggi di cordoglio del mondo politico per la sua scomparsa tra giovedì e venerdì, funerali a Montebelluna, la figlia Gloria, mio padre continuerà a guidarci. Una domenica di sangue sulle strade venete con 3 tragedie in poche ore a Vigonza e Cinteoganio, vittime un 19enne e un 31enne, a Villafranca un veronese 28enne. Dalla messa di Natale anticipata ai fedeli smarriti in questa seconda ondata della pandemia, guardando al futuro, stasera il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, ospite di Ring. Buonasera e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque questi titoli di oggi lo avete sentito, sull'indice del contagio si è soffermato oggi il governatore Zaia, sta crescendo, dice rischiamo di cambiare fascia, il tema resta quello degli assembramenti. A tal proposito Zaia si appella al governo, non possiamo andare avanti a suon di ordinanze e DPCM, rischiamo di ottenere l'effetto contrario. Sentiamo. Io sono convinto che se non investiamo nell'evitare gli assembramenti rischiamo di avere l'R con T che inizia ad alzarsi, e l'R con T che si alza vuol dire che l'incidenza di contagi riprende quota, noi passiamo a un colore diverso di zona. Più che una previsione è una convinzione quella del governatore Zaia, che guarda la curva epidemica di questi giorni con crescente preoccupazione. Se i ricoveri ospedalieri tra terapie intensive e area non critica hanno raggiunto la cosiddetta fase di plateau con circa 3.000 posti letto occupati, l'indice di contagio ha ripreso la sua corsa. 1,20. Sì, che era virtuoso, sarebbe stato virtuoso 2 settimane fa, oggi è tra i più alti a livello nazionale. Perché di certo che se ci mettiamo poco impegno nel distanziamento sociale è inevitabile che il conti si alza, non c'entra niente con gli ospedali, è la diffusione del virus. Insomma, il tema resta prepotentemente quello degli assembramenti, ancora troppi, dice Zaia, che allo stesso tempo chiede al governo una campagna di sensibilizzazione. Impensabile andare avanti a suon di decreti e ordinanze, il rischio è quello di ottenere l'effetto contrario, la ribellione. E se pensiamo di gestire questa partita con DPCM e ordinanze da qui ad aprile, perché tale sarà la durata, finirà che si arriverà con lo sfinimento. Finirà che ci sarà la reazione uguale e contraria, no? Ci sarà quella non della assuefazione, ma sarà quella poi del ribellarsi alle continue restrizioni. Allora, secondo me va rinsaldato un patto forte con i cittadini. Sullo sfondo inevitabilmente c'è comunque il DPCM di Natale, con la partita ormai emblematica degli impianti di risalita, con gli assessorati al turismo delle regioni dell'arco alpino, Veneto compreso, che hanno presentato al governo un'ipotesi di mediazione che prevede in sintesi la possibilità di aprire gli impianti di risalita già a Natale per gli ospiti degli alberghi e delle seconde case. Per Zaia si tratta del minimo sindacale. Sarebbero i motori al minimo. Gli assessori hanno voluto dire: guardate che esiste una condizione oltre la quale non si può andare, che è quella dei motori al minimo. Non è la proposta delle regioni per gli impianti. Per gli impianti io vado a portare la proposta che ci dicano cosa vogliono fare con gli assembramenti a 360 gradi, poi capiamo. Altra partita, quella della distribuzione dei vaccini anti-Covid, a partire dal siero Pfizer, che necessita di particolari condizioni di conservazione. Vi avviso già che abbiamo comprato i frigoriferi, i congelatori, quelli da meno 80, li abbiamo già comprati e siamo pronti.
Attesa per il DPCM nel quale dovrebbe essere regolata anche la giornata del 25 dicembre tra restrizioni e coprifuoco. Allora vi proponiamo un sondaggio questa sera, vi chiediamo cenone e Natale senza parenti, se siete d'accordo lo vedete in sovraimpressione il numero 0422 1626 691, se invece non siete d'accordo 0422 1626 690. Il risultato di questo sondaggio ve lo faremo vedere nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Nonostante i negozi chiusi, complice il bel tempo, molti cittadini hanno affollato il centro storico di Padova in questo fine settimana con la città illuminata dalle luci di Natale. Il nome tecnico è videomapping, sono le immagini che vestono di Natale Padova, avvolgendola in una realtà che sfiora a tratti la fantasia. Se la città si veste a festa, perché sia festa davvero, le regole devono essere rispettate fino in fondo. Negozi chiusi come da ordinanza nella giornata di domenica in tutto il centro storico, ma la voglia di passeggiare ha prevalso sul buonsenso. Assembramento è un termine quasi scontato, a Padova in alcuni momenti si sono vissuti. Dal comune arriva un appello. Non si va in giro però senza un motivo, perché dobbiamo evitare appunto che per motivi futili si creino fenomeni di assembramento. Dobbiamo mettercelo in testa perché siamo in zona gialla, dobbiamo restarci, dobbiamo arrivare al Natale in queste condizioni, ma per farlo c'è bisogno del senso di responsabilità di tutti, mi raccomando. Leggerezze che possono vanificare ogni sforzo. Il passaggio in fascia arancione implica il divieto di spostamento tra comuni se non per motivi di emergenza, lavoro o per accompagnare i figli a scuola, oltre alla chiusura di bar e ristoranti. Per bloccare il diffondersi del virus e sperare nel ritorno alla normalità, il rispetto delle regole è la nostra carta da giocare. A poche ore dalla dimissione dall'ospedale dopo un periodo di ricovero anche in terapia intensiva per coronavirus, il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, racconta la sua difficile esperienza di positivo al Covid. Questo è un virus che ti prende un po' alla volta, senza che tu te ne accorgi. E quando te ne accorgi può essere tardi. E questa è la pericolosità di questa malattia. Non c'è ancora il vaccino, non c'è una cura specifica per questa malattia. Senza vaccino, senza una cura specifica per il Covid, bisogna stare attentissimi. Sta meglio il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto. Sabato è stato dimesso dall'ospedale civile San Giovanni e Paolo. Il Covid però è stato un calvario che ha attraversato quasi tutto il mese di novembre. Come spesso avviene col coronavirus è difficile stabilire dove e come sia avvenuto il contagio. Quel che è certo è che a inizio mese il tampone ha confermato i sospetti su quei sintomi che fino ad allora erano stati molto leggeri e lo erano rimasti anche la settimana seguente in isolamento a casa. L'allarme è arrivato da un collasso cardiocircolatorio che ho avuto e lì il medico mi ha fatto ricoverare via d'urgenza perché avevo già un polmone che era fortemente interessato. È trascorso anche un periodo in terapia intensiva. Ho trascorso 4 giorni in terapia intensiva, 2 dei quali con il casco e 2 e mezzo. E l'ultimo, l'ho passato senza il casco. Sono rimasto 4 giorni complessivamente, dal 19 al 22. Se non avessi avuto quel collasso, quel segnale che lo ha fatto intervenire in tempo, dice oggi Zappalorto, forse la sua situazione si sarebbe compromessa. Al Civile di Venezia è stato ricoverato sia il reparto Covid del professor Bonanome che di rianimazione e terapia intensiva del dottor Maggiolaro, strutture tecnologicamente avanzate e sensibili dal punto di vista umano, ma la terapia intensiva rimane comunque un'esperienza forte, dove perdere un vicino di letto che non ce l'ha fatta è una costante drammatica. Che cosa si pensa in quei momenti? Questa è una bella domanda. Si pensa a tutto, a tutta la vita. Si pensano anche agli amici di quando avevi 3 anni, a tutto quello che hai fatto, tutto quello che non sei riuscito a fare. Si pensano
Si pensa a tutto. Presidio dei sindacati per chiedere alla Regione un tavolo permanente in cui trovare soluzioni per i dipendenti delle RSA. Molta preoccupazione perché sono passati mesi e qui niente si muove. Noi dovremmo fare squadra con la Regione, lavorare tutti assieme per trovare soluzioni per i lavoratori e per il servizio che danno quei lavoratori. Avete visto tutte le condizioni delle RSA, non solo nel Veneto ma anche in altre parti d'Italia. Erano state promesse premialità, non abbiamo visto nulla, era stato promesso un tavolo, non abbiamo visto nulla. Io credo che non si possa gestire così, nell'interesse dei lavoratori che devono essere tutelati. Presidio dei sindacati davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera per chiedere alla Regione un confronto stabile, che sostengono non esserci stato, e trovare soluzioni sui lavoratori delle strutture per anziani. A luglio avevamo fatto un accordo con l'assessore Lanzarin a Palazzo Balbi con 3 punti fondamentali: la premialità per i lavoratori interessati al Covid dell'RSA, l'assunzione di personale e una nuova definizione degli standard assistenziali. Sono passati 3 mesi e quel tavolo non c'è mai stato. Il problema degli organici, soprattutto nell'RSA, è un problema che parte da lontano, sia per quanto riguarda il problema degli infermieri, ma anche per il personale OSS, e oggi con le assunzioni che sono state fatte in sanità ovviamente ha contribuito a ridurre ancora di più la presenza di queste figure. In più poi il alto numero di contagi sta diventando veramente una tragedia all'interno di queste strutture. Chiediamo al tavolo di mettere in atto delle azioni urgenti per coprire la situazione dell'urgenza della pandemia, ma poi pensare anche a lungo termine perché poi queste situazioni non si debbano ripresentare. Immediata la risposta dell'assessore Lanzarin. Stiamo veramente cercando di trovare tutte le soluzioni possibili, stiamo cercando di coinvolgere appieno il sistema sanitario, quindi i direttori generali su questo sono sul pezzo insieme ai loro direttori sanitari e sociosanitari. Siamo vicini sicuramente ai lavoratori e abbiamo anche aperto i canali come Commissione Salute Nazionale, come Conferenza delle Regioni, portando al Governo e al Ministro anche la situazione delle strutture residenziali per anziani, chiedendo quindi intanto di inserire dei ristori. E questa notte è stato approvato il decreto Ristori Quater che allarga la platea dei beneficiari e cambia il calendario delle scadenze fiscali. A spiegare le novità è il ministro bellunese Federico D'Incà. Vi sono le sospensioni per l'acconto IRPEF, IRAP e per quanto riguarda l'IRES, in maniera tale da poterlo spostare per le aziende sotto i 50 milioni di fatturato e che hanno avuto un calo del fatturato del 33% tra i primi 6 mesi del 19 e i primi 6 mesi del 20. Per queste aziende vi è uno spostamento che va al 30 di aprile. Cambia il calendario delle scadenze fiscali il decreto Ristori Quater non solo per le aziende di medie dimensioni ma anche per le partite IVA, con la sospensione per esempio dei versamenti previdenziali. Si allarga poi la platea dei codici Ateco e dei lavoratori beneficiari anche in Veneto. Mi vengono in mente quelli che appunto sono stagionali della montagna veneta e per quelli che sono all'interno del mondo del turismo, delle terme, e che qui vi sono 1.000 euro per il mese di dicembre. E a proposito di montagna, ulteriori misure economiche potrebbero arrivare con un decreto a gennaio. Del resto, ammette lo stesso ministro bellunese, molto dipenderà dalle scelte nei prossimi giorni. Capiremo nei prossimi giorni come affrontare la questione del turismo invernale, se operare alcune restrizioni, se comprendere al meglio quando gli impianti potranno essere riaperti, ma chiaramente il nostro compito in questo momento è salvaguardare quegli sforzi immensi che abbiamo messo in opera per raggiungere un contenimento della seconda ondata di epidemia nel nostro paese, e non è detto che se ne possa avere anche una terza, quindi non dobbiamo farci cogliere impreparati in questo momento. Ed ora siamo alla cronaca con una domenica di sangue sulle strade venete, con 3 vittime in poche ore. A perdere la vita ieri sera a Villafranca Veronese Luca Belgrado, 28 anni, di Mozzecane. Lo scontro frontale tra un'auto e una moto è avvenuto sulla regionale che porta verso Mozzecane e per il giovane motociclista non c'è stato nulla da fare. Ed ancora un'altra tragedia, questa volta nel Padovano, a Cinto Euganeo.
Euganeo. Sentiamo. Ha perso il controllo della sua auto e il veicolo si è rovesciato a bordo strada ed è finito in un campo. Il groviglio di lamiere e i traumi riportati non hanno lasciato scampo a Niccolò Sinigaglia. Il 31enne, noto animatore dei locali di Este, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto domenica sera lungo la strada provinciale 21 a Cinto Euganeo. Il ragazzo stava guidando la sua Lexus e stava tornando a casa quando all'improvviso ha perso il controllo finendo fuori strada. Non è chiaro cosa sia accaduto. Niccolò conosceva bene quel tratto stradale, forse un animale o un cinghiale sono sbucati all'improvviso facendolo sbandare. La sua auto è stata recuperata in mezzo ad un campo a 30 metri di distanza dal luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'era ormai più nulla da fare. Niccolò Sinigaglia era molto noto ad Este, era un grande animatore della Movida, lavorava infatti al Salotto 38, uno dei locali più noti della Bassa Padovana. Stimato e ben voluto, Niccolò stava ritornando a casa dopo il turno di lavoro. Un altro mortale ieri pomeriggio, questa volta a Vigonza. È finita fuori strada dopo aver travolto 2 contatori del gas, la Peugeot 208 bianca, a bordo della quale viaggiavano 2 amici, 19 anni appena. Il bilancio è drammatico. Morto il passeggero, in gravi condizioni il conducente. Una domenica di sangue in via Carpane a Vigonza. Erano le 16:10 quando l'auto, forse a causa della velocità, è sbandata finendo la sua corsa sul ciglio della strada dopo aver divelto una recinzione. Inutili drammatici tentativi di rianimazione dei sanitari del SUEM 118. Per Sammy El Fartas, residente a Mira, non c'è stato nulla da fare. Un giovane dal cuore grande, elettricista, era stato tra gli angeli dell'Acqua Grande a Venezia solo un anno fa. In gravi condizioni l'amico, che adesso rischia di essere indagato per omicidio stradale, ricoverato in ospedale a Padova. Un intervento molto delicato per i vigili del fuoco sul posto, perché si temeva un danno ai contatori del gas. I tecnici per questo ne hanno interrotto la fornitura in zona. A cercare di ricostruire l'esatta dinamica del terribile incidente, la Polizia Stradale di Padova. Ed ora la morte di Remo Sernagiotto, tra giovedì e venerdì i funerali nella sua Montebelluna, mentre la famiglia ora chiede rispetto per la sua figura. Un post su Facebook scatena la rabbia. Ha detto: mio padre è un guerriero e sicuramente da lassù continuerà a guidare la sua famiglia e tutti i suoi amici. È l'avvocato Fabio Crea, amico di famiglia e portavoce a parlare. Una frase che racchiude tutto l'amore della figlia Gloria verso il padre, l'amore di una famiglia che deve accettare la morte prematura del proprio caro. Remo Sernagiotto ha vissuto una settimana fra la vita e la morte, combattendo una battaglia che non è riuscito a vincere. Chiaramente finché non viene decretata la morte, finché non cessano tutti gli organi vitali, la speranza c'è. Lascia un vuoto incolmabile perché da poco tempo aveva riacquistato uno spazio-tempo accanto alla sua famiglia dopo tanti anni trascorsi all'interno delle istituzioni. I funerali di Remo Sernagiotto si terranno tra giovedì e venerdì nella sua città, Montebelluna. Tenuto conto dell'enorme numero di persone che hanno chiesto di partecipare, si dovrà gestire un attimino la fissazione dei funerali per una celebrazione in linea con le ordinanze. Giorni terribili di speranza e dolore, ma oggi la famiglia, ancor più in questo momento, vuole che il nome di Remo Sernagiotto riacquisti la sua onorabilità. Il riferimento evidente alla vicenda del processo per K. della Robinia. Quello che la figlia e la famiglia vogliono è che venga restituita la totale onorabilità al padre per la vicenda che l'ha colpito nella consapevolezza dell'assoluta cristallina personalità del padre. Ma proprio in queste ore un post su Facebook scatena la polemica e la rabbia. A firmarlo Massimo Vettoretti, presidente Unione Italiana Cechi, sezione di Treviso. Parole shock. Avrei voluto che il processo non gli sopravvivesse, scrive, e attacca Sernagiotto, definendolo un politico che esprimeva disprezzo per le persone con disabilità. La risposta di Crea è immediata e chiara. Gli sciacalli esistono sempre e non mancano certamente neanche in queste occasioni, quando c'è un uomo pubblico è bersaglio, può essere sicuramente bersaglio. Io posso portare testimonianze e non solo documentali
di quanti, come chi ha scritto quel messaggio dice di essere, hanno avuto grandissimi aiuti da parte di Seremo Sernagiotto. E il mondo della politica si ferma per onorare una figura a volte discussa ma che ha sempre portato avanti le sue battaglie e i suoi valori. La notizia di ieri è stata un fulmine a ciel sereno, cioè mai avrei pensato che a 65 anni Remo potesse perdere la vita. Di lui ricordo la voglia di fare, il sorriso, la positività, il condensato di energia. Insomma, chi l'ha conosciuto capisce che queste parole hanno un senso quando si descrive appunto Remo Sernagiotto. Lo ricorda così il governatore Zaia prima di iniziare il punto stampa. Il mondo politico piange la scomparsa di un uomo che sapeva portare avanti le sue battaglie. Ciao Remo, un post che raccoglie il dolore della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che lascia in queste parole su Facebook il suo ricordo. Con Remo se ne va un politico appassionato e competente, un uomo delle istituzioni che amava profondamente la sua terra e l'Italia. Ci mancherai. Anche dall'Europa, ultimo impegno politico di Sernagiotto, il messaggio del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, con una nota su Twitter. Sernagiotto è sempre stato capace di affrontare i problemi con preparazione, scrupolo, curiosità e la non comune capacità, di fronte alle tensioni, di saper sdrammatizzare e sorridere. Ad accompagnarlo nel suo percorso a Bruxelles, Raffaele Fitto. Un uomo pieno di vita, un uomo che sorrideva alla vita, era un inno alla vita, era sempre proiettato sul futuro, era un vulcano, sempre pieno di iniziative. E poi l'amico di mille battaglie, Leonardo Padrine, che lo descrive con parole semplici. Lui dice travolgeva tutti con il suo carattere. Remo viveva il suo impegno politico come viveva anche la sua vita privata, un grande entusiasta della vita, un grande generoso, una persona che aveva sempre comunque attenzione per chiunque gli rivolgesse una parola, un saluto. Ha sempre dato, perché questa è la verità di Remo Sernagiotto, per chi l'ha conosciuto davvero fino in fondo. Il ricordo del sindaco di Treviso, Mario Conte. Una persona che ha lasciato il segno nel Veneto e nei nostri territori. La morte non ha colori né idee politiche. Il gruppo consigliare regionale del PD, in una nota, si è stretta il dolore dei familiari. Siamo vicini alla famiglia, ai colleghi e agli amici per l'improvvisa scomparsa di Remo Sernagiotto. A loro vanno il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. Siamo in chiusura, vi ricordo in prima serata questa sera la nostra trasmissione Ring, anche con l'esito poi del sondaggio che vi abbiamo proposto nel corso di questo telegiornale. Ospiti: Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, Walter De Cassan, presidente Federalberghi Belluno, l'onorevole Alex Bazzaro della Lega, Paolino Barbiero della CGIL Pensionati e Andrea Michalizzi, vice sindaco di Padova. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati al meteo. Pressione in calo, arriva una perturbazione, tempo dunque in graduale peggioramento e clima freddo. Il dettaglio di martedì 1 dicembre. Sul Veneto inizialmente sarà stabile con ampie schiarite soleggiate. Dal pomeriggio però la tendenza sarà per un aumento della nuvolosità a partire da ovest. Precipitazioni in genere assenti, non si esclude però qualche debole piovasco sulle zone occidentali in serata. Temperature come detto in calo, minime tra -5 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra i 6 e gli 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento, bel tempo, cielo coperto però con il passare delle ore, tuttavia senza piogge associate. Temperature minime sotto lo zero, massime sugli 8-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui il cielo sarà via via più nuvoloso a partire dal pomeriggio con neve a bassa quota sui confini alpini.
Temperature minime intorno a meno 6 gradi, massime invece sui 4-6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.